Buongiorno a tutti dalla redazione della Prealpina. È stata una domenica segnata dalla pioggia, quella che ha visto i campionati dilettantistici costretti a numerosi rinvii a causa dei campi impraticabili. Ma anche oggi è in edicola con le sue classiche 20 ricchissime pagine il nostro inserto con i report da tutti i campi della zona, allegato alla Prealpina. E anzi, partiamo da fuori provincia, perché la copertina non può che andare alla straordinaria varesina di Marco Spilli, che vincendo sul campo del Caravaggio è tornata in vetta alla classifica approfittando delle contemporanee sconfitte di Caldiero Terme, addirittura contro il Crema, penultimo in classifica, e dell'Arconatese nel derby con la Castellanzese. Le Fenici hanno approcciato nel modo migliore a un match inevitabilmente spigoloso contro una squadra in lotta per la salvezza, e ad aprire le danze è stato un gol di Manicone dopo appena un quarto d'ora. All'intervallo è già 2-0 grazie alla rete di Pertosa. Al secondo gol in pochissime settimane. Poi i rossoblù controllano la situazione e portano a casa un successo che li spedisce a +2 sulla seconda in classifica. Come detto, invece, è caduta ancora un Arconatese che non riesce a risollevarsi, e a mandare gambe all'aria la squadra di Livieri è stata la Castellanzese, che ha centrato un successo capitale di capitale importanza. Sono stati Colombo e il grande ex Mario Chessa a firmare le reti della vittoria dei neroverdi, ai quali ha risposto il solo Quaggio per gli oroblù, che sono ora quarti in classifica, superati anche dal Piacenza. Se la Castellanzese compie un passo importante verso la salvezza, con la prima vittoria della gestione di Fiorenzo Roncari, sprofonda sempre più un Legnano al quale non basta il gol di Barderloni per evitare la sconfitta per 2-1 al Mari contro la Clivense. La contemporanea clamorosa vittoria del Crema contro il Cardiero avvicina ancora di più alla retrocessione diretta la squadra di Livieri, che si trova ad un solo punto di vantaggio proprio sul Crema, e attualmente retrocederebbe in eccellenza. Ma purtroppo, è il caso di dire, manca ancora tanto alla fine di un campionato per un Legnano che non sembra in grado di risollevarsi. Nel girone A è di sabato il pareggio interno del Città di Varese contro il Chieri, e nell'analisi odierna riflettiamo sul clamoroso record raggiunto loro malgrado dai biancorossi, ben 333 giorni ad oggi senza un calcio di rigore a favore, nonostante i tanti episodi contestati anche nella gara contro i Collinari. Ma non è solo questo ovviamente ad aver frenato la squadra di Corrado Cotta, che ora si trova a pochi passi ben 5 squadre con le quali bisognerà fare i conti nella lotta per i playoff. Scendendo nelle categorie regionali, tanti come detto i rinvii, tra cui in eccellenza il derby tra Verbano e Sestese, mentre ha giocato e ottenuto una vittoria pesantissima la Vergiatese in casa del Calvairate, grazie a una rete di Mammetti. Preziosissima anche la vittoria della Solbiatese per 3-0 in casa dell'Accademia Vittuone. Ora i nerazzurri possono concentrarsi sul match di andata delle semifinali di Coppa Italia contro i friulani del Brian Lignano Sabbiadoro. Appuntamento mercoledì al Chinetti, mentre le altre di eccellenza scenderanno in campo per il turno infrasettimanale. In promozione si sfilaccia la lotta in vetta con l'Accademia BMW che allunga il passo, così come il Morazzone in prima categoria. Si è giocato ovviamente anche in seconda e terza, ma tutte le classifiche sono al momento temporanee in attesa dei recuperi che si effettueranno entro la fine del mese.